Pronto mondo? Missione Misericordia, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. Rieccoci cari amici della missione, cari amici di Pronto Mondo Missione Misericordia. Come già anticipato la scorsa settimana, continuiamo il nostro viaggio radiofonico nell'Ecuador colpito dal terremoto del 16 aprile scorso. Ricordiamo un sisma terribile di 7,8 gradi della scala Richter, una forza inimmaginabile per l'Italia che ha provocato più di 1.000 vittime e decine di migliaia di sfollati in ben 6 province di questo paese del Sud America, dove da tempo immemore insistono anche le missioni diocesane Fidei Donum della Chiesa di Padova. Dopo aver ascoltato Suor Michela Agostini, una religiosa delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore che opera ad Esmeraldas, dove per tanti anni hanno lavorato i missionari padovani, ci spostiamo oggi in altre 2 province dell'Ecuador, dove invece i missionari padovani attualmente operano ancora. Prima saremo a Guayaquil, nel sud del paese, dove lavorano Don Mauro da Rinfioretto, che è anche coordinatore della Caritas nazionale dell'Ecuador, Don Giampaolo Assiso, Don Daniele Favarin e Cristina Tono. Cristina Tono, una laica Fidei Donum originaria di Salboro, che sta proprio concludendo in questi mesi il suo servizio di 3 anni in Sud America. Parleremo tra pochi istanti. Ci racconterà gli sforzi che le comunità non colpite dal sisma, ma ovviamente vicine e amiche di chi il sisma l'ha colpito in maniera molto pesante, stanno facendo per riemergere, per rialzare la testa dopo questo terribile evento. Da Quito, poi, la capitale del paese, ascolteremo le parole del Fidei Donum Don Saverio Turato, parroco di una parrocchia di periferia, Santa Maria Estrella della Evangelizzazione. Don Saverio opera nella stessa diocesi di Don Giovanni Olivato e con la laica Fidei Donum Luigina Baldona. Anche qui la spinta di tutti a poter dare il loro contributo è stata davvero forte. Ovviamente anche noi dall'Italia possiamo dare il nostro contributo con la preghiera, con il sostegno, con l'impegno a non dimenticarci di questi fratelli in difficoltà quando le luci del clamore di media si saranno spente, cosa che è già successa puntualmente, avviene sempre dopo disastri di questo tipo, ma anche dando un nostro piccolo aiuto come singoli cristiani o come comunità cristiane. C'è la raccolta portata avanti dalla Caritas internazionale e ci sono i progetti dei nostri Fidei Donum. Per partecipare alla raccolta del centro missionario diocesano è possibile inviare il proprio aiuto al Liban IT 29 X 050 34 12 11 90 00 00 00 00 107. Ripeto, IT 29 X 050 34 12 11 90 00 00 00 00 107, presso il Centro Missionario Diocesano, Banca Popolare di Verona, filiale 317. Causale: terremoto Ecuador, Don Saverio Turato. Tra pochissimo, dopo una breve pausa musicale, torneremo per raccontare la solidarietà che nasce dall'Ecuador per l'Ecuador. Pronto mondo? Pronto mondo? Missione Misericordia. Cari amici della missione, siamo in collegamento con l'Ecuador per questa puntata speciale dedicata al tremendo sisma che in aprile ha fatto centinaia di vittime e migliaia di feriti in questo paese che da mezzo secolo conosce la presenza dei nostri Fidei Donum. Siamo in collegamento con Duran, con Cristina Tono, una giovane laica Fidei Donum della nostra diocesi proveniente da Salboro. Grazie Cristina per aver risposto a questa nostra chiamata nonostante i tanti tuoi impegni da missionaria.
Grazie a voi. Cristina, tu ti trovi in Ecuador da 2 anni e mezzo, quali sono stati i tuoi più grossi impegni? Di che cosa ti sei occupata primariamente? Da quando sono arrivata mi sono messa con Don Mauro a livello diocesano della Pastoral Social Caritas e anche nella parrocchia dove lavoro, la Corsioncola. Poi sono nella Pastoral Juvenil, la nostra azione cattolica sia a livello diocesano con la formazione animatori, formazione giovani e anche a livello parrocchiale, e dopo tutto quello che è possibile fare, qualsiasi livello, da diocesano a parrocchiale, appoggiando anche a volte anche le altre 2 parrocchie che abbiamo. Fortunatamente, Cristina, a Duran, dove sei, il sisma è stato meno potente rispetto alle province principali che hai coinvolto come Esmeraldas. Tu il sisma comunque l'hai sentito? L'abbiamo sentito, qui a Duran dicono che è arrivata una scossa di 6.9, quindi decisamente forte, ma questo fortunatamente non ha provocato danni, almeno da noi, qualche crepa ma non molto. L'Ecuador è una terra a forte attività sismica, diciamo che purtroppo è nell'ordine naturale delle cose, la popolazione è comunque abituata a questi fenomeni, ma nonostante questo la paura è sempre tanta. Sì, diciamo che tutti ci hanno detto, la maggior parte non aveva mai vissuto un terremoto, l'ultimo dicono è stato più di 20 anni fa e quindi la gente non era per niente preparata, ecco, diciamo così, quindi la gente si è preso un gran bello spavento. Avete visto le immagini dalle province vicine? La provincia, le più colpite sono state, come detto, Esmeraldas e Manabí, sempre nella costa, e è stato difficile vedere perché sono zone che abbiamo anche toccato. Esmeraldas siamo stati anche lì come con una presenza di vari anni e fa sempre un certo che vedere qualcosa che viene distrutto. L'attività delle parrocchie missionarie con una presenza di missionari della diocesi di Padova è molto fervente, c'è tanto da fare, ma in queste settimane le attività normali un po' si sono bloccate proprio per dare sostegno all'epicentro del sisma. So che anche a Duran c'è una forte attività di sostegno e di raccolta, giusto? Esatto, subito dalla domenica, dopo il sisma del sabato, la gente, diciamo tutto l'Ecuador si è preso e ha iniziato a comprare acqua, viveri, tutto quello che era necessario per poter aiutare le popolazioni più colpite. E anche noi come diocesi, dato che abbiamo un collegamento con la diocesi di Porto Viejo, in questo caso a Manabí, abbiamo deciso di aiutare questa provincia, la provincia del Manabí, e stiamo lì ricollettando viveri per tutta la diocesi. Stiamo veramente lavorando, mandando camion, facendo scuole dalle varie parrocchie fino, in questo caso, il centro di raccolta che è presso il santuario del Pino Niño a 2 chilometri dalla mia parrocchia. La reazione è stata istantanea? Oh sì, quasi a creare un caos perché tutti hanno voluto dare il proprio granello di sabbia per poter aiutare il fratello, ecco, e quindi credo c'è stata sia quasi come una confusione nell'organizzazione, perché hanno bloccato strade, hanno bloccato colonne immense per poter arrivare nelle zone più colpite, creando veramente un po' di caos, però si sta tutto sistemando e quindi adesso è tutto più organizzato, ecco, anche noi come diocesi siamo riusciti a riprenderci un attimo. Questa esperienza legata all'affrontare un sisma, anche se non sta coinvolgendo direttamente la vostra provincia, che cosa ti ha dato? Ho visto giovani veramente impegnati per poter fare qualcosa, la gente si sentiva quasi inutile perché loro stavano bene, volevano subito aiutare chi invece ha perso tutto. Ho visto veramente un muoversi come tante formichine che dovevano correre, fare, scaricare, caricare, creare, ed è stato veramente, specialmente da parte dei giovani, ecco, ed è stato veramente impressionante. Il ruolo della Chiesa? Dopo questi boom mediatici, telegiornali che spara notizie tutta giornata, quello che è successo, il timore nostro è quello che fra un mesetto tutto inizia a scemare, e quindi quello che vogliamo fare noi come diocesi del San Jacinto è adottare 3-4 parrocchie. Quello che si può fare è mantenere un aiuto sia a caso con viveri, quello che è d'emergenza, fino a un aiuto pastorale per 2-3 anni. Quindi creare come una fratellanza, un gemellaggio tra la nostra diocesi con alcune parrocchie colpite. Cosa chiederesti alla tua parrocchia di Salboro e alla diocesi di Padova in questo frangente? La prima roba che mi viene da chiedere
effettivamente sono degli aiuti, in questo caso soldi, perché quello che pensiamo di fare è comprare un camioncino, un furgoncino, qualcosa che ci permette di mantenere 2 anni di spole tra la nostra diocesi e le possibili parrocchie da aiutare. Quello dopodiché la vicinanza, che può essere attraverso un messaggio, un'email, una chiamata Skype, perché a volte sì, ci si sente lontani, però adesso con i mezzi dovrebbe essere tutto più semplice, però sempre a volte non ci sono, non si usano. Cristina, cosa è cambiato per te in questi 2 anni e mezzo? Sono cambiate tantissime cose, dagli orari, dove puoi alzare la mattina alle 6:30, essere super mega attiva. Io non sono una gran mattiniera, diciamo così. Alle abitudini, ecco, dove all'inizio spesso ci vediamo come noi al centro e tutto il resto attorno. Invece in questo caso ho spostato un po' la mirata verso gli altri, verso chi suona il campanello alle 7 di mattina chiedendo un aiuto, chiedendo qualcosa, e quindi essere già pronta, disponibile ad ascoltare, a sentire le esigenze completamente diverse. Non si sa mai chi hai di fronte, al non giudicare. Credo proprio la questione del non giudicare, quello che mi ha cambiato di più. Non sai mai chi puoi avere di fronte, non sai mai quale potrebbe essere la sua storia, e l'ascolto prima di tutto. La gente che ha veramente bisogno di ascoltare, e spesso con gli impegni, il lavoro che avevo prima non ce n'era di tempo. Invece qua, grazie a Dio, ne ho tanto, perché le giornate sono cambiate in maniera diversa, e il fermarsi ad ascoltare. A novembre tornerai in Italia. Che vita nuova ricomincerà dopo questa esperienza in missione? Non lo so cosa mi aspetterà fra qualche mese. Certo che dovrò riprendermi in mano completamente da trovare un lavoro. L'ho lasciato per venire qua a ritrovare la vita di prima, quella che ho lasciato 2 anni e mezzo fa, la mia famiglia, gli amici, ritornare alla mia vita parrocchiale, ecco. Non lo so, fa un po' paura, questo sì, avviso. Non è così semplice, però lo farò. Tanti sono tornati e farò anch'io. Grazie davvero Cristina, e in bocca al lupo per questi ultimi mesi che ti attendono in Ecuador, e soprattutto questa sfida di solidarietà per le prossime settimane per aiutare le popolazioni colpite dal sisma. Grazie a voi per averci accompagnato anche in questo. Noi cari amici di Pronto Mondo Missione Misericordia torniamo tra qualche minuto, ci sposteremo da Yaguachi a Quito, capitale dell'Ecuador, per ascoltare Don Saverio Turato. Pronto Mondo? Missione Misericordia, a cura del centro missionario della diocesi di Padova. Pronto Mondo? Di nuovo cari amici della missione, cari amici di Pronto Mondo, per raccontare questa tragedia, questa sciagura naturale che ha riguardato l'Ecuador. Adesso siamo in collegamento con Don Saverio Turato, parroco a Santa Maria Estrella dell'Evangelizzazione a Quito, la capitale dell'Ecuador, molto distante da dove è avvenuto il sisma, ma è un sisma che avete sentito, vero Don Saverio? Sì, ciao Andrea, un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Il terremoto si è sentito davvero forte anche da noi qui a Quito. Siamo praticamente a 5-6 ore di macchina dalle zone colpite dal terremoto. Sono zone del litorale del Pacifico, conosciute per le spiagge, per la pesca, per il caldo e tutta quella zona, diciamo, umida tropicale che anche nel mondo si conosce per l'esportazione della loro frutta, dei gamberetti. È un'attività, insomma, che fino a prima del terremoto andava bene. Adesso purtroppo si tratta di un forte disastro che ha compromesso proprio la vita di molte persone e l'attività di sopravvissuti. Ricordiamo che è una zona della costa verso questa famosa Rift Valley, dove si sono verificati tutti i principali terremoti non solo degli ultimi anni ma da secoli. Ricordiamo che questa famosa faglia, se andiamo a nord troviamo la California e tutto quello che ne consegue. Come sta reagendo la popolazione adesso? Ma ti dico, qua da Quito la solidarietà è davvero bella, forte, anche commovente, perché si sentono davvero fratelli e sorelle, e sono scattati immediatamente gli aiuti e anche
anche sono partiti appunto i camion con i viveri per cercare di dare i primi aiuti, quelli più necessari, come portare acqua, cibo, tutto necessario, insomma, che comporta una calamità come quella del terremoto. D'altra parte anche noi vediamo le immagini che ci danno la televisione, ovviamente non sono tutte, perché sempre i servizi vengono dalle zone del centro, dei centri abitati più popolati, però lì ti rendi conto, insomma, che veramente siamo ridotti a zero, nel senso molti edifici si sono sbriciolati, altri hanno delle brutte gravi crepe, fratture, per cui sarà tutto da demolire. Ecco, queste sono anche le parole delle persone, delle testimonianze che vengono direttamente da là, e quindi la gente si trova adesso in strada, nei campi sportivi, perché non hanno proprio più nulla, e non è un'organizzazione come la possiamo pensare per il terremoto dell'Aquila o quando c'è stato lì in Umbria ad Assisi, che subito si attivano questi container dove la gente può trovare rifugio. Qua la gente si butta per strada sopra un materassino, improvvisa una tenda con un pezzo di nylon, qualche straccio e avanti, insomma. Ecco, quindi davvero fa molta tenerezza al cuore vedere queste persone che stanno male. Ricordiamo che l'Ecuador è una terra, insomma, di terremoti, e la stessa tua città lì a Quito nel 2014 c'è stato il 12 agosto un terremoto che ha provocato 4 morti. Sì, vicino a casa nostra era l'epicentro. Ecco, quella volta abbiamo avuto qualche calcinaccio che è venuto giù anche, va bene, dalle nostre strutture, però niente di grave. Ma qua ti dico che ogni anno c'è sempre qualcosa che ci spaventa. Se non è il terremoto è il vulcano, se non è un vulcano è l'altro, quindi siamo sempre in allerta. Cioè qui proprio la natura, vedi quanto è potente e quanto siamo fragili, quindi siamo sempre sul chi va là. Adesso stiamo passando per l'inverno, alcune altre zone della costa sono sempre compromesse per le forti e continue inondazioni, perché ci sono i fiumi che trasbordano, che fanno la loro strada, spazzando via anche delle abitazioni. Ecco, quindi siamo sempre un po' sul chi va là. Arrivando insomma anche sul concreto per i nostri ascoltatori, che cosa possiamo fare noi dall'Italia per far sì di non dimenticarci subito di queste tragedie dopo che sono avvenute? Ma sicuramente prima di tutto l'informazione, Andrea, e vi ringrazio anche per darci questo spazio, perché sappiamo che una volta che è stata data la notizia, quanti morti e quante persone sulla strada, poi tutto si spegne, eccetera. Quindi un invito è proprio quello di leggere, di informarsi, di avere l'attenzione, sia perché c'è la presenza di alcuni missionari italiani, e non solo noi di Padova, insomma, veramente gli italiani sono tanti facendo questo servizio alla Chiesa equatoriana, e poi ricordarsi di queste persone che stanno chiedendo un aiuto concreto, un aiuto soprattutto spirituale. C'era una suora che mi diceva proprio l'altro ieri, mi ha detto: guarda, la cosa più grave non è quella di perdere tutto, che comunque mette alla disperazione, ma il trauma che procura un terremoto. Cioè gente disperata che probabilmente avrebbe bisogno anche di presenza di sacerdoti, di psicologi, non so, di persone preparate per dare un po' di speranza. Bello anche che nella diocesi di Quito ci siano persone, preti, che stanno organizzando delle visite a quelle zone colpite, proprio celebrando messe, stando con la gente, anche purtroppo dando la benedizione ai morti, l'unzione degli infermi a chi è venuto fuori ferito. Ecco, quindi una presenza molto, molto bella, molto carica di amore. E dopo, d'altra parte, credo che anche le donazioni, mi pare si siano attivati anche i meccanismi di Caritas Italia, della Caritas diocesana di Padova, anche l'ufficio missionario, proprio perché c'è bisogno di dare un aiuto non nel momento solo dell'emergenza, ma soprattutto per la ricostruzione. Cioè questa gente non ha dove andare a rifugiarsi, dove avere un tetto, i bambini per andare a scuola,
una mensa dove mangiare, perché perdono tutto, completamente tutto, e c'è da accompagnarli. Ecco, io credo una forma di adozione sarebbe bella, no, da avviare, per le conoscenze che abbiamo qui fra italiani presenti anche lì, con le congregazioni, dare un aiuto concreto e non solo in questi primi giorni, se non mesi e anni anche. Grazie davvero Don Saverio e buon lavoro a Quito, a Santa Maria Estrella dell'Evangelizzazione. Grazie Andrea, un caro saluto a tutti voi. L'appuntamento con noi, cari amici della missione, è per la settimana prossima alla stessa ora con Pronto Mondo Missione Misericordia. Pronto mondo? Missione Misericordia, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.